Questo programma vi è offerto da Bentrovati a Friuli Economy. La puntata di questa sera riguarderà l'internazionalizzazione delle imprese. Direi di andare subito a presentare gli ospiti che abbiamo, perché si annuncia una puntata molto carica sia anche per le recenti novità avvenute per la BCE, ma anche su diversi temi che riguardano ovviamente moltissimi paesi in giro per il mondo, con cui ci dovremo confrontare con i nostri ospiti e ovviamente anche con le domande di voi da casa, utilizzando anche i numeri di telefono, il 347 145 42 42 e poi il numero di telefono fisso per fare le chiamate direttamente in diretta qui con i nostri ospiti. Allora, abbiamo qui con noi Germano Cancian dell'azienda Boma. Buonasera Cancian. Buonasera a voi. Poi Roberto Corciulo della ICM Partners. Buonasera. Mauro Del Savio di Finest, presidente. Poi dall'altra parte c'è un altro Savio, ma senza il Del, ovvero Franco Savio della Frico Friuli. Buonasera. Savio. Buonasera a tutti. E poi completa il quadro dei nostri ospiti Vito Rotondi della Map Group. Buonasera Rotondi. Buonasera. Ecco, partirei subito da una notizia di cronaca che è avvenuta oggi in giornata, ovvero diciamo così, il taglio strutturale che ha effettuato la BCE. Ecco, chiederei subito a Corciulo che cosa comporterà questa manovra che ha fatto Draghi e se aiuterà le aziende, ad esempio, proprio sul tema dell'export. Questo taglio non è il primo, da 2 anni stiamo assistendo a una guerra valutaria importante, sicuramente le manovre di Draghi hanno aiutato il sistema Europa a poter mantenere le esportazioni. Quindi è una manovra, diciamo, subito positiva. È una manovra positiva, dobbiamo interpretarla poi nel mezzo di una guerra dove gli inflazionisti, che sono gli americani, contro i deflazionisti, che sono poi i tedeschi. Quindi oggi come oggi stiamo vivendo questo tipo di guerra valutaria molto forte, dove chiaramente anche gli altri stati in questo momento si stanno attrezzando. I cinesi hanno promesso nell'ultimo G20 di non andare a fare ulteriori svalutazioni, perché chiaramente questo comporterebbe, diciamo, un disequilibrio importante. Sicuramente una manovra di contenimento. L'export nell'ultimo anno è sceso di oltre 600 miliardi a livello mondo e quindi il dato diciamo strutturale in questo momento ci permette di contenere, altrimenti paesi come la Germania e l'Italia, che sono grossi esportatori all'interno dell'Europa, avrebbero perso quota importante di export. Quindi insomma questa manovra servirà per aumentare le esportazioni, comunque aiutare le esportazioni delle imprese, anche in questo caso friulane, all'estero. Ecco, io volevo chiedere, Cancian, è l'idea che si è fatto anche lei per la sua azienda, per la Boma, riguardo alla notizia che è arrivata oggi di quanto fatto da Draghi? Sì, sicuramente. Noi esportiamo in euro, quasi esclusivamente il 99% del fatturato è realizzato in euro, per cui un deprezzamento dell'euro in seguito a questa manovra non può che essere positivo per noi, insomma, per la nostra azienda. E quindi contro la sterlina, contro il dollaro e forse contro il rublo è interessante un deprezzamento dell'euro, certo. E Rotondi, per quanto riguarda la sua azienda, la Map Group, come la vede questa manovra fatta da Draghi? Anche secondo lei avrà effetti positivi? Come la valuta? Oppure vede qualche cosa che non è poi così positiva? Ecco. Per la MEP in senso assoluto è positiva, è prociclica. Sono d'accordo con la visione che in qualche maniera bisogna creare sviluppo, anche a costo di vivere una stagione di inflazione nuova. L'inflazione non è il male tremendo. Quindi i prezzi aumenteranno un pochettino. E questo produrrà comunque una ricchezza e spiegherà al mondo che forse è meglio fare commercio che fare qualcos'altro, la guerra o investire. Questa è la mia opinione personale anche. Condivido l'idea che Draghi sia coerente con se stesso. Nel 2012 aveva detto faremo qualunque cosa, vi ricorderete l'episodio mitico, e lo sta facendo. Bisogna sperare che non rimanga isolato, questo è un fenomeno che vedo però.
Ecco, volevo giusto, dato che siamo in una fase iniziale, poi subito dopo il blocco pubblicitario ci collegheremo con la professoressa Marina Puricelli dell'Università Bocconi di Milano e inizieremo a entrare anche nel dettaglio di come le imprese esportano. Ecco, volevo toccare un mercato, uno dei tanti che poi cercheremo di toccare questa sera, quello russo, e volevo coinvolgere in questo ragionamento Del Savio di Finest. Ecco, sulla Russia c'è una situazione in questo momento ancora legata a, diciamo così, un problema politico, diplomatico che è partito insomma con la fase dell'Ucraina. Quanto sarebbe importante, Del Savio, che questa situazione per la Russia si sbloccasse, visto che la Russia è sicuramente un mercato importante per l'Europa, al di là poi delle relazioni ovviamente politico-diplomatiche? Certo, è un mercato interessantissimo, anche se sul versante della previsione delle sanzioni sembra che il 31 luglio dovrebbero decadere, e naturalmente c'era questa contrapposizione di il costo delle materie prime, in questo caso il petrolio è sceso notevolmente, il rublo ne sta facendo le conseguenze. Io credo che se uno scenario che non è particolarmente positivo, ma ci sono delle attenzioni importanti da parte delle nostre imprese e del nostro mondo economico, io credo che infilarsi in questo contesto e cercare di essere propositivi e anche attendisti con attenzione, guardando anche le misure che stanno proponendo il governo russo, cercando di attrarre capitali, di favorire gli investimenti nel loro territorio. Io credo che sono condizioni da un lato difficili da governare, ma però in termini di previsioni positive. Dall'altro infiliamoci con determinazione e con voglia di perseguire. Noi abbiamo una progettualità, poi se vorremmo l'affronteremo in modo interessante, con la quale abbiamo dato prova di vicinanza a questo mercato anche in momenti più difficili di questo. Dunque abbiamo, oltre che promuovere l'internazionalizzazione delle nostre imprese del territorio, che ci siamo già presenti, vogliamo favorirne e continuarne ovviamente con quindi Del Savio, interesse. in sintesi, non è stata per le imprese in Italia, e soprattutto nello specifico anche quelle in Friuli Venezia Giulia, una buona idea, cioè non è stata una buona idea quella dell'embargo alla Russia, diciamo. Ha creato dei problemi, delle difficoltà fondamentalmente. Ci siamo mossi forse in tempi anche non sospetti, andando anche come i salmoni, controcorrente per certi aspetti. Non so se ci sono spuntate le pinne, però ci sono spuntate, voglio dire, delle contromisure tali per cui vediamo con grande convinzione, ma anche perché siamo visti, parlo delle nostre aziende, quando siamo andati insieme a Roberto, siamo andati un anno fa a Mosca, Camera di Commercio, insomma, ci vedono bene, ci apprezzano la nostra capacità, voglio dire, produttiva, la qualità del prodotto, le relazioni sono positive. Io credo che è un paese, 140 milioni di abitanti, bisogna guardarli con grande attenzione, è un paese da guardare e da marcare stretto. Io credo che abbiamo preso le contromisure giuste. Ecco, Rotondi, giusto un ultimo passaggio prima di andare in pubblicità, poi ci collegheremo con la Puricelli. Anche secondo lei, per quanto riguarda MEP, è importante rilanciare le relazioni con la Russia? La MEP è presente in Russia da tempi non sospetti, per usare una battuta simpatica. Cioè da che anno? Stiamo parlando degli anni 80, quindi è una riflessione importante. L'azienda ha 50 anni, la MEP, quindi vale quello che si è detto per il mercato russo. Secondo me l'embargo è assolutamente immeritato, esiste una cattiva stampa intorno alla Russia. I russi non sono quelli che vengono caratterizzati, ci sono fior di politici, ne conosco uno, Arkady Dvorkovich, è un brillante politico, giovanissimo, aperto alle realtà, parla inglese perfettamente, francamente è un paese con cui collaborare. Noi stiamo soffrendo come MEP di un mercato così grande e l'embargo ci blocca, vendiamo in questo momento solo i ricambi là. Bene, adesso ci dobbiamo fermare per un breve intervallo pubblicitario. Torneremo in diretta con la docente della Bocconi Marina Puricelli per entrare nel dettaglio della puntata anche su le esportazioni e anche cosa comporta anche per le piccole e medie imprese. A tra pochissimo su Friuli Economy. Eccoci di nuovo in diretta a Friuli Economy. Allora, volevo ringraziare la professoressa Marina Puricelli con cui siamo in collegamento telefonico, docente della Bocconi di Milano. Buonasera Puricelli. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Allora, professoressa, le volevo domandare, dato che il tema è l'internazionalizzazione delle imprese, la piccola impresa può andare all'estero e non ha delle dimensioni un limite alla sua internazionalizzazione? Ma guardi, questa
è un'osservazione che mi viene spesso, è una domanda che mi viene spesso formulata, perché appunto molti vedono nella dimensione ridotta un limite all'internazionalizzazione. In realtà ci sono fior di dati macroeconomici che dimostrano il contrario, perché da anni per fortuna le nostre esportazioni sono in crescita e l'Italia è un paese di piccole imprese, quindi i due fenomeni legati negano il vincolo della dimensione. Ma al di là dei dati macroeconomici, proprio anche l'esperienza di moltissimi casi aziendali mi porta a dire che una piccola impresa ben gestita può tranquillamente andare oltre confine, anzi a volte, come dire, l'operare in nicchie, specializzarsi in alcuni mercati è addirittura un punto di forza. Ecco, professoressa, invece per quanto riguarda l'organizzazione, soprattutto nelle piccole e medie imprese, ovvero chi si deve occupare dell'esportazione, vede le imprese, piccole e medie imprese in Italia sufficientemente strutturate, oppure ci sono, voglio dire, dei punti, dei margini di miglioramento, come si suol dire? Allora, sull'aspetto organizzativo e dell'assetto organizzativo vedo una tendenza in atto che mi sembra essere interessante, posto che l'imprenditore, quello diciamo più tradizionale, è riuscito ad andare all'estero, magari in maniera un po' garibaldina, fatemi dire, però anche senza parlare le lingue, l'imprenditore capace italiano è riuscito a portare i suoi prodotti all'estero. Oggi in molte realtà si stanno introducendo delle figure che fino a una decina di anni fa erano anche difficili da trovare sul mercato del lavoro, che sono queste figure che vengono chiamate export specialist, export manager, con una particolarità per quanto riguarda le piccolissime imprese, che vengono utilizzate in una forma temporanea, come se fossero, io dico spesso, dei personal trainer dell'imprenditore, che lo obbligano, andando in azienda magari un pomeriggio alla settimana, a concentrarsi sul tema sviluppo di mercati internazionali. E sono figure che spesso anche formate magari dalle camere di commercio, che per esempio su Milano da anni stanno lavorando con dei master formativi apposta, hanno proprio un metodo, sono portatrici di un metodo per cui affiancano l'imprenditore dandogli anche degli strumenti adeguati. E questa formula dell'export manager temporaneo devo dire che funziona a costi relativamente contenuti e permette comunque un presidio di una funzione che oggi come oggi in una piccola impresa è importantissima. Ecco, ultima domanda, professoressa. Quali modalità future di export si affermeranno per le piccole e medie imprese in Italia? Ma guardi, mi viene da dire molte strade per un unico traguardo, nel senso che così come le piccole imprese sono in Italia multiformi dal punto di vista degli assetti organizzativi, cioè io ne trovo di ogni genere, sono davvero varie e variegate, allo stesso modo mi aspetto molti modi di andare all'estero. Ci può fare qualche esempio in particolare? Ma guardi, allora la modalità più tradizionale è appunto quella di arrivarci attraverso fiere, attraverso figure come quello che ho già citato. Poi mano a mano che i mercati vengono conosciuti, un'altra tendenza e che mi immagino potrà essere anche per il futuro seguita è quella addirittura di avvalersi di persone in chiave stabile a questo punto, non più temporanea, che magari sono addirittura di cultura diversa da quella italiana. In Italia ormai si trovano facilmente persone, non so, appartenenti al mondo arabo piuttosto che russo, piuttosto che sudamericano, che magari sono in Italia da parecchi anni e quindi sono sia socializzati alla cultura italiana, ma provenendo da altri paesi. Possono fare da teste di ponte con questi possono paesi. fare esattamente, più che essere degli esperti nelle vendite,
sono dei mediatori culturali e nelle piccole imprese queste figure possono essere utilissime. Intanto non hanno i costi di manager affermati e questo mi sembra un aspetto da non sottovalutare. Sì. E inoltre hanno, come dire, questa doppia faccia, questo doppio versante culturale che gli permette di essere ben integrati nell'azienda italiana piccola, tipica, ma anche di parlare la lingua di paesi anche molto lontani. E questo mi aspetto possa essere, soprattutto negli anni a venire, con la presenza di figli, no, di seconda, terza generazione di immigrati, possa essere una modalità interessante. Bene, poi le più evolute arriveranno, e me lo auguro, ad aprire addirittura magari filiali all'estero, perché no? Certo. E quindi vera internazionalizzazione, non solo esportazione. Ok, professoressa Puricelli, noi la ringraziamo molto per i suoi interventi e per il contributo che ha dato a questo dibattito. Ci auguriamo di averla presto in nuova Friuli Economy, intanto buona serata e grazie ancora. Grazie mille. Grazie a voi, grazie per avermi coinvolto. Grazie, grazie professoressa, buonasera. Allora, Franco Savio della Frico Friuli, intanto se vuole spiegare di che cosa si occupa la sua azienda, anche se già il nome lo lascia abbastanza intuire. Allora, niente, la mia azienda si occupa di produzione di frico, praticamente. Siamo stati i primi a inventare, diciamo, questo prodotto a livello di commercializzazione e di produzione in quantità tale da poterlo appunto un po' standardizzare e quindi renderlo appetibile per la grande distribuzione. Ecco. E per l'export, partiamo quindi, perché la professoressa Puricelli diceva, certo, anche una piccola azienda ben gestita può andare tranquillamente oltre confine. Bene, voi siete riusciti ad andare oltre confine e se sì, con che modalità? Diciamo che siamo riusciti più volte, in vari step, anche 10-12 anni fa abbiamo esportato la prima volta, ad esempio, in Giappone. Siamo riusciti a varcare, insomma, i confini tramite anche le conoscenze di export manager che già nel settore alimentare che avessero delle esperienze tali da poter praticamente riuscire, insomma, a supportarci, certo, in tutte queste carte e certificazioni che avevamo bisogno, ed è stata un'esperienza positiva perché il prodotto, soprattutto appunto nel mercato giapponese, è piaciuto moltissimo, questo frico croccante che noi produciamo. Ci stiamo vedendo infatti anche le immagini di alcuni prodotti, ma adesso più o meno sul fatturato quanto pesa l'export per voi? Ma in questo momento siamo sull'ordine del 15% circa, non è molto, anche perché in tutta sincerità non stiamo spingendo molto. Perché questo? Perché non eravamo pronti con determinati macchinari per anche per garantire una qualità costante del prodotto, e quindi piuttosto di bruciarci abbiamo preferito aspettare ad essere pronti per partire, insomma, con tutta serenità. E in questo momento appunto è il momento che possiamo cominciare a guardarci tranquillamente oltreoceano, andare a vedere, insomma, di riuscire ad esportarlo soprattutto negli Stati Uniti, dove abbiamo appunto delle collaborazioni già iniziate da circa 6 mesi, anche con Italy, ad esempio a New York siamo già presenti, e siamo presenti soprattutto con dei grossisti che a loro volta lo potranno distribuire nella grande distribuzione negli Stati Uniti, insomma, quindi questo per noi è molto... Mi sembra una modalità appunto chiara come lei l'ha definita appunto per esportare. Poi ovviamente torneremo anche con il signor Franco Savio a vedere anche altri mercati ed altre esperienze. Ecco, volevo chiedere a Cancian della Boma, voi ad esempio avete un export manager nella misura in cui l'ha descritto anche la professoressa Puricelli, oppure chi sono i responsabili delle esportazioni all'interno della vostra azienda? Sì, guardi, la dottoressa Puricelli ha individuato esattamente le modalità con le quali noi esportiamo, eccetto la presenza di un export manager, perché siamo in azienda, siamo in 3 che ci occupiamo di vendite estero, e noi esportiamo il 75% del fatturato.
E le modalità sono quelle che appunto ha individuato la dottoressa durante la telefonata, Puricelli, le fiere di settore, una presenza costante degli export, quindi me compreso, dai clienti, l'ausilio delle camere di commercio. Noi lavoriamo molto bene con la Camera di Commercio di Gorizia, che tra l'altro ci ha aiutato anche a fare, attraverso delle missioni all'estero, ad entrare in Medio Oriente, in Singapore, in Malesia. E poi ci avvaliamo anche di agenti sul territorio, ad esempio per il Nord Africa, è molto importante tutta la zona del Maghreb, non la facciamo direttamente ma la facciamo tramite un agente che conosce molto bene e soprattutto parla la lingua. Ecco, e solo perché lo sappiano anche i nostri telespettatori, sì, la Boma è localizzata in provincia di Gorizia, esattamente a... Sì, siamo all'uscita di Villesse, sì, dall'autostrada, siamo proprio lì all'uscita. E di cosa vi occupate? Ecco, giusto Noi facciamo nastri biadesivi per il settore industriale, quindi uso industriale. Il nastro biadesivo è quel nastro che io uso ad esempio in bagno per attaccare i ganci o uso per terra per attaccare la moquette, i tappeti, eccetera, però viene usato molto nel settore industriale, quindi il nostro è quello che si chiama con un acronimo francese B2B, business to business. Ecco, stiamo vedendo infatti anche delle immagini dei prodotti della Boma. Sì, ecco, sì. Corciulo, invece la ICM Partners di che cosa si occupa? E poi ovviamente dopo le farò una domanda sul vostro lavoro. Ovviamente. ICM Partners è una società che esiste da oltre 20 anni e noi siamo presenti in 13 paesi con 21 uffici operativi di proprietà dove assistiamo nei processi di internazionalizzazione delle aziende italiane. Abbiamo clienti di tutta Italia, nei nostri uffici il nostro fatturato di fatto per il 95% fatto in giro per il mondo. Abbiamo delle persone italiane dove assistiamo operativamente dal punto di vista legale, fiscale, contabile le aziende nei mercati. Impegniamo oltre 200 persone sui vari mercati nostri storici di presenza sono stati la Russia, la Polonia, la Cina, tutta l'area dei Balcani e negli ultimi 3 anni siamo entrati negli Stati Uniti dove siamo a Houston, dove abbiamo iniziato a operare insomma, con buona soddisfazione. Quindi il nostro core business è l'assistenza operativa nei mercati per le aziende italiane. E per la vostra esperienza che voglio dire, conta svariati decenni, quali sono state le modalità tradizionali, quelle storiche usate dalle imprese, soprattutto dalle PMI friulane per esportare e quali invece, e qui mi rimando anche a quello che avevo chiesto alla Puricelli, ci saranno le modalità del futuro per continuare a esportare e se pensa anche lei che ad esempio puntare sulle seconde e terze generazioni di immigrati possa essere, voglio dire, un valido supporto per aiutare l'azienda a esportare. Ma allora parto subito da questo punto perché tra l'altro è un progetto che noi stiamo seguendo con un nostro partner di Vicenza, una collega che ha sviluppato una metodologia ritengo molto efficace dove appunto assumendo delle signore straniere che sono in Italia, che hanno titoli di laurea che non possono essere riconosciuti in Italia, che non vengono riconosciuti in Italia, mamme, che possono dedicare delle ore appunto per fare assistenza come temporary manager, come mediatore culturale sulle aziende, affiancate da esperti per andare diciamo, a seguire diciamo, le aziende sui mercati esteri. Questo è sicuramente un fenomeno in questi anni che è cresciuto comunque complessivamente in Italia, anche se noi stiamo diciamo, spingendo molto il tema delle reti o dei gruppi, perché le piccole aziende devono andare nei mercati. Noi abbiamo Quindi praticamente, mi scusi se entro un po' Corciulo, si trattava di una figura come il mediatore culturale a livello però delle imprese che vogliono esportare, se ho capito bene. Sì. Questa figura del mediatore culturale che era veramente nata 20-25 anni fa nel mondo della scuola per aiutare probabilmente i figli degli stranieri appena arrivati in Italia, che adesso si sta affermando anche nelle imprese e ci sono degli esempi anche in Friuli Venezia Giulia di questo mediatore culturale? Certo, ce ne sono molti, anche perché noi abbiamo una presenza importante di persone, come dire, non dico banalmente, adesso stavo dicendo una frase fatta, in Friuli noi abbiamo una delle più importanti comunità russe, dovute al fatto che negli anni '80 Danieli, Pizzetta, Cogolo hanno fatto importanti investimenti. Noi siamo stati come regione e soprattutto provincia di Udine, Confindustria Udine, nei tempi era stata una delle punte di entrata sui mercati dell'Est, e parlo degli inizi anni 90, c'erano delle collaborazioni importantissime. E quindi noi siamo sempre stati diciamo, un po' una punta verso questo mercato. Non per niente anche la nostra società è nata qui in provincia di Udine, noi siamo
i più grandi in Italia dal punto di vista dimensionale come presenza, ma perché siamo logisticamente proiettati verso questi mercati. Ecco, e invece per quanto riguarda altre modalità che le vengono in mente, se può dare giusto degli spunti sintetici, poi dovremo andare in pubblicità, sul futuro soprattutto, intendo di esportare, sicuramente diciamo, l'e-commerce è un mercato in fortissima crescita. Soprattutto sui mercati lontani. Il problema della dimensione, sono d'accordo con quello che diceva la dottoressa Puricelli, secondo me non è un problema, tant'è che una comparazione in Europa, noi le nostre piccole aziende, abbiamo 92% delle aziende sono sotto i 10 dipendenti, sotto i 5 milioni di fatturato. Il 23% esportano, in Spagna il 48% esportano, il 45% in Germania. Quindi questo fatto, e gli spagnoli sono entrati nell'esportazione negli ultimi 15 anni. E soprattutto poi si è incrementato dopo la crisi del 2008. Quindi ritengo che il problema dimensionale non sia un problema. Ci sono molti strumenti, oggi il mondo digitale permette un accesso veloce ai mercati, l'e-commerce è un tema che sta crescendo, chiaramente deve essere strutturato, seguito e servono delle competenze specifiche su cui anche lì c'è un grosso aspetto di formazione culturale, di crescita in questo senso. Bene, adesso ci dobbiamo fermare un attimo con Friuli Economy e subito dopo ci sarà l'interessante servizio di APCO con l'intervista al dottor De Grassi e poi la commenteremo assieme con i nostri ospiti qui a Friuli Economy. A tra pochissimo. Come oggi sentirete dire un po' in tutti i contesti che l'internazionalizzazione è diventato un tema esiziale per le imprese italiane, ed è anche vero, perché la gran parte del PIL del nostro paese si regge sulle export, sulle presenze estere, su tutta quella parte di attività che ormai obbligatoriamente l'azienda fa all'estero. Proprio a causa del fatto che questo tema oggi è diventato irrinunciabile, anche se è stato un tema comune per moltissimi anni, io mi occupo di internazionalizzazione veramente da molto tempo, dicevo, anche se questo tema oggi è vero, o forse proprio perché è ancora più vero oggi, assistiamo a tutta una serie di errori e fallimenti che purtroppo segnano la vita di molte aziende cresciute con fatica in questi anni sul territorio italiano e trovatesi allo sbaraglio sul territorio internazionale. Purtroppo dobbiamo dire che alla base di tutto c'è una carente programmazione dal punto di vista strategico, i grandi rischi, quelli strategici, quelli operativi, quelli finanziari e quelli legali incombono in questi processi di internazionalizzazione che spesso non vengono programmati. Ora in 2 minuti è assolutamente impossibile parlare di tutto quello che si potrebbe fare per scongiurare questi tipi di rischi. Mi limiterò però a soffermarmi su un aspetto che io, per la mia esperienza e anche con la mia società, abbiamo sempre ritenuto esiziale, è la progettazione di un corretto sistema di governance. Cosa intendiamo per un sistema di governance? Intendiamo quell'insieme di meccanismi che regolano i rapporti tra la casa madre e l'estero e soprattutto il modello con il quale andremo all'estero. Avremo un socio locale? Sarà di maggioranza o di minoranza? Avremo dei manager locali? Avremo dei manager italiani mandati lì? E soprattutto come valuteremo il loro lavoro? Come avremo il feedback sul loro lavoro? In che maniera saremo in grado di presidiare il territorio estero? Ebbene, tutti questi sono gli ingredienti base affinché il processo di internazionalizzazione sia un processo di successo. Avanti con la collaborazione fra APCO e Friuli Economy, ecco, volevo chiedere a Mauro Del Savio, presidente di Finest, oltre a presentare Finest, se è d'accordo con l'intervento di De Grassi, ovvero che molto spesso uno dei rischi per le imprese che vanno all'estero è proprio una questione legata alla governance, quindi alla difficoltà di controllare chi è all'estero e soprattutto di avere il massimo il supporto e l'apporto che può venire da agenti o da filiali oppure dagli stabilimenti aperti all'estero. De Grassi ha fatto una riflessione interessante, la riprendo fra un attimo giusto per inquadrare Finest, per chi non la conosce. È una società finanziaria della nostra regione, del Friuli, promuove lo sviluppo delle imprese promuove l'internazionalizzazione verso i mercati dell'est, verso i mercati dalla Russia ai paesi balcanici, per arrivare ai paesi bagnati dal Mar Mediterraneo, transitando dalla Turchia all'Egitto, torno su in Croazia, cioè voglio dire paesi sui quali noi operiamo come mandato. Cioè fondamentalmente siamo una finanziaria che ha il compito di
siamo un equity partner, entriamo all'interno del capitale delle società che hanno intenzioni di internazionalizzare. Noi interveniamo quando loro fanno una società oltre il confine, noi interveniamo in quel momento lì. Interveniamo entrando nel capitale e anche contribuiamo nella parte finanziaria. Dunque siamo una particolare finanziaria che condividiamo il rischio imprenditoriale direttamente all'origine. E qui mi riallaccio all'intervento di De Grassi, cioè parlava di governance e poi c'era anche come si dice, la professoressa prima della Bocconi, sì. Puricelli, parlava di consulenza. In effetti noi ci inseriamo in questo contesto perché abbiamo una componente fondamentale in Finex, che è la grande conoscenza dei mercati. Operiamo da 25 anni in questi mercati. 25 anni ci hanno contribuito ad accrescere la nostra conoscenza e a trasferirla alle imprese che ne hanno bisogno. Dunque, consulenza li serviamo in tutti gli aspetti della costruzione del business plan, interveniamo anche nel formulare i suggerimenti tali per cui poi, in termini di prospettiva, credo che se fanno il passo di internazionalizzare, io credo che le imprese avranno anche un contributo e una tranquillità e una sicurezza di aver fatto il passo giusto insieme a Finex. La governance, se entriamo bene in una buona progettualità sin dall'inizio, io credo che questa sia una componente che si trova. Il trasferire il know-how dall'impresa nostra all'impresa estera è una delle componenti importanti, questo è uno dei passaggi chiave per poter internazionalizzare. Noi dobbiamo creare e individuare una società estera che regga, che abbia le spalle forti, che abbia la conoscenza e credo che noi siamo vicino a queste imprese con queste attività. Quali sono ancora qual è la percentuale del Savio di aziende del Friuli Venezia Giulia che utilizza questa modalità? Perché non dimentichiamoci, questa modalità è estremamente strutturata e quindi non è sicuramente quella maggioritaria, ma perché? Perché è quella che molto probabilmente comporta un investimento, ma anche, voglio dire, una strutturazione interna e una convinzione nei mercati su cui uno vuole approdare più importante. Certo, ci muoviamo su imprese medie e medio-grandi, voglio dire, non è questo Quando però parliamo, io mi riferivo, tutto il ragionamento che cercavo di fare prima era proprio per individuiamo anche imprese medio-piccole che possono fare una scommessa e rilanciare la propria attività. Non a caso, voglio dire, anche nell'ultimo Consiglio di amministrazione abbiamo fatto delle erogazioni e delle approvazioni proprio per imprese di dimensioni, voglio dire, intorno a 30 e 40 dipendenti, voglio dire, non una dimensione enorme, traguardano paesi come ad esempio la Croazia, che danno la possibilità in termini di vicinanza logistica territoriale, dunque la possibilità di condividere con facilità anche lo sviluppo di un mercato e di un business tale per cui con la nostra conoscenza, con la loro voglia di intraprendere un mercato relativamente vicino con potenzialità di crescita, io credo che si possa fare delle previsioni positive in termini di sviluppo economico di queste Ecco, su quali paesi lei punterebbe adesso? Ma la nostra cronistoria storica, vediamo Croazia, Romania, Slovacchia, dipende dalla merceologia, dipende dal settore in cui interveniamo, dipende dal distretto in cui poniamo l'attenzione se ci riferiamo al distretto della Slovacchia è chiaro che individuiamo società metalmeccaniche che sono, voglio dire, fornitori a loro volta di imprese multinazionali, dunque dipende da dove lo affrontiamo. E io credo che il primo intervento, grosso macro intervento in termini di settore è il settore metalmeccanico e poi in seconda battuta abbiamo l'agroalimentare che si sta sviluppando fortissimo, dalla Spagna all'Egitto, voglio dire, con tutta la turbolenza dei mercati che ci sono, che incontriamo. Infatti, quello che ha nominato il secondo. Ecco, io volevo domandare anche a Rotondi della MEP Group, soprattutto riguardo alla governance toccata. Quali sono le modalità con cui MEP Group, che poi ovviamente la invito a presentare nei prodotti che realizza, ha adoperato in questi anni per andare all'estero e se anche voi avete ravvisato, magari con le vostre filiali, con i vostri uffici all'estero, questo tema della governance, cioè su come misurare le performance di filiali, uffici all'estero, come aveva appunto, diciamo così, detto De Grassi prima. Beh, certamente l'argomento dell'internazionalità è fondamentale per un'azienda come MEP che ha venduto nel 2015 in 103 paesi. La modalità o la governance, che è un parolone, con cui gestire i rapporti internazionali è figlia della formula di business dell'azienda. È evidente che ci vogliono competenze di prodotto, la MEP
è leader mondiale nelle macchine della lavorazione del ferro e dell'acciaio, quindi c'è una progettazione in ingegneria, i brevetti. La governance è prima di tutto costruita nelle relazioni che intervengono fra la casa madre e le filiali. La dimensione del mercato invece è diversa. Io vorrei muovermi un attimo ad integrazione del concetto di export manager. Tutte le aziende sono state piccole alle origini, ma oggi parlare di export manager per un'azienda che è già internazionale o non internazionalizzata, è internazionale, è come contrapporre l'import manager all'export manager. Noi non abbiamo questa realtà, noi abbiamo area manager dove l'Italia è pari agli altri paesi, noi siamo internazionali, non internazionalizzata. Questa è la nostra esperienza e questo mi consente di aprire il concetto che io vedo più ampio, espressione della nostra azienda, sull'essere azienda internazionale. Non significa che si venda tanto all'estero, ma sul fatto che si venda all'estero è diverso. Necessariamente significa conoscere i mercati e avere tutta l'organizzazione con una sensibilità anche all'estero, ma estera sul nascere. E come è fatta ad avere questa sensibilità? Utilizzando ad esempio anche voi quello che era l'esempio del mediatore culturale, oppure che cosa fate per avere questa sensibilità in ben 100 e rotti paesi? Nasce dall'esperienza di avere vissuto la realtà commerciale in quei mercati, dall'esperienza culturale di incassare il credito, dalla governance in senso assoluto, non in senso alternativo rispetto all'Italia. Non sarà possibile per nessuna azienda al mondo vendere e consolidare mercati esteri se approccia con una cultura italiana da export manager. L'italiano ha valori inestimabili, ma fra questi valori vi è la capacità di rappresentarsi culturalmente all'estero come se egli fosse estero, non necessariamente essendolo. È una qualità assoluta, significa avere la segreteria commerciale che quando parla inglese lo parla meglio della regina d'Inghilterra, e noi in azienda abbiamo delle ragazze che hanno queste qualità, e vale la pena di soffermarsi invece sulla capacità di individuare in quali mercati saper esprimere questa capacità. Gli Stati Uniti, noi abbiamo una sede a Miami e da Miami noi raggiungiamo 235 clienti e quando li sentiamo è come se fossimo lì fisicamente a loro, ci andiamo, li visitiamo. Quindi il commerciale estero non è una legione straniera che va in giro e vende, è proprio un'espressione ultima, territorialmente, geograficamente lontana, ma fisicamente più vicina di quanto noi stessi che siamo residenti a Reana del Royale. Ecco, e quali sono in questo momento i mercati che stanno andando più forte per la vostra azienda? Cioè, fatti oltre 100, quali sono quelli che vi danno maggiori ritorni a livello di fatturato? Beh, certamente gli Stati Uniti hanno un'economia che è in ripresa, che favorisce l'investimento in edilizia. Quando l'edilizia va, tutto va, si diceva una volta. Qualunque paese oggi per noi significa gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Romania, la Corea è il nostro più importante paese guardando avanti. In questi paesi noi abbiamo delle filiali e le filiali sono l'emanazione della formula di business localmente. Più ci sono le fiere e le fiere sono un momento importante. Noi facciamo macchinari, non è che possiamo considerare il prodotto una commodity competitiva tutti i giorni. Abbiamo 80 brevetti, 9 famiglie di brevetti, un patrimonio intellettuale trasferito sulla singola vendita che in pochi minuti trasmette 50 anni di storia. Ecco, bene, adesso ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa pubblicitaria all'interno della trasmissione Friuli Economy. Ritorneremo subito con il punto di Rossano Cattivello, il direttore del Friuli, e poi ultimo giro di valzer qua con i nostri ospiti sull'internazionalizzazione delle imprese. La forte vocazione dell'export, tipica del Friuli Venezia Giulia e che in questi anni ha sostenuto una buona parte del tessuto industriale, deve oggi tenere conto delle mutate condizioni del mercato mondiale. I modelli di consumo nei tradizionali sbocchi commerciali si sono modificati, mentre per affrontare quelli nuovi è necessario dotarsi di apposite conoscenze. A prescindere dalla dimensione aziendale e dalla tipologia merceologica, che in entrambi i casi incidono soltanto relativamente e i cui handicap possono anche essere superati,
È strategico maturare prima di un qualsiasi business plan un vero e proprio salto culturale, un cambio di mentalità, cioè, che riconosca come oggi il cliente non può essere atteso sul portone dell'azienda, ma vada ricercato, convinto e fidelizzato costantemente. Può sembrare paradossale, ma oggi la produzione, che deve rimanere d'altissima qualità e anzi deve arricchirsi costantemente di innovazione e valore aggiunto, è soltanto un anello di una strategia di impresa più complessa e articolata che deve investire risorse umane e anche finanziarie sul fronte della distribuzione, della commercializzazione e del marketing. Chi ha la forza lo può fare da solo. Gli altri è meglio che si alleino o che si fondano. In ogni caso esistono partner pubblici e privati specializzati nell'internazionalizzazione che forniscono importanti servizi. Fattore molto spesso trascurato, visto che, secondo un'indagine di qualche anno fa, ma ancora attuale, in Friuli Venezia Giulia il 68% delle imprese, per crescere nei mercati esteri, adotta la tecnica del fai da te. Alla fine una cosa comunque è certa: chi rimane immobile, credendo che il mercato mondiale busserà alla sua porta soltanto per la bontà del suo prodotto, rimarrà deluso. E di nuovo in diretta con Friuli Economy era il servizio del nostro direttore del Friuli, Rossano Cattivello. Ecco, adesso che siamo giunti all'ultimo giro di valzer proprio con Friuli Economy, prima poi di salutarci, proverei a fare il punto, diciamo così, con ciascun ospite su, nello specifico settore di ciascuno, quali saranno i mercati che nei prossimi 3-5 anni potranno essere emergenti e profittevoli anche per l'impresa. Partirei con Franco Savio di Frico Friuli, e quindi parliamo di un'azienda agroalimentare, di quelle agroalimentare di cui si è parlato spesso e volentieri e anche molto bene qui a Friuli Economy. Ecco, Savio, lei su quali mercati all'estero punterà nei prossimi 3-5 anni e perché? Ma diciamo che noi stiamo investendo molto, appunto, come ho detto prima, negli Stati Uniti in questo momento e per il futuro, proprio perché abbiamo già testato che il prodotto piace molto e quindi riteniamo come mercato, insomma, molto importante per noi. Ha un mercato, diciamo, americano 100% oppure siete partiti, non so, con il fuoco alla Fulan? Cioè, come avete fatto a testare il prodotto? Attraverso fiere, campionature, attraverso la caparbietà dei miei collaboratori proprio che ci credono veramente. Gli export manager. Esatto, che ci credono, insomma, nel nostro prodotto, e poi anche grazie alla grande distribuzione italiana che comunque con fierezza, diciamo, ne parlo perché siamo presenti in Esselunga, che secondo me è il fiore all'occhiello della gastronomia italiana. Poi ci siamo, insomma, nei vari PAM, Panorama, Macrai, Conad, eccetera. Quindi abbiamo già vendere il frico in Lombardia o venderlo negli Stati Uniti cambia poco a livello di non lo conoscono né qui né là. Quindi per noi tutto il mondo può andare bene, l'importante è fare le cose a livello anche burocratico e cartaceo, eccetera, farle nel modo giusto, nel modo corretto, per non poi incorrere in sorprese, insomma, o in difficoltà organizzative, ecco. Certo. E altri mercati oltre gli Stati Uniti su quali lei punterebbe? Non so, mi viene in mente anche in Asia, ad esempio, non so, banalmente una Cina, come la vede? Chiedo Cina perché è stato ed è comunque uno dei mercati trainanti, non so se però anche nel suo. Vedrei meglio il Giappone io, diciamo che... Perché no la Cina? Perché la Cina, sinceramente, per delle esperienze di qualche anno fa, soltanto per passare attraverso la Cina abbiamo avuto delle difficoltà enormi a livello appunto di permessi, di certificati veterinari. Ci sono degli accordi probabilmente bilaterali fra la Cina e l'Italia che non ci favoriscono molto sull'alimentare. Quindi i cinesi, a mio avviso, ci prendono in giro, insomma, sinceramente, perché pretendono delle cose allucinanti. Del tipo, se può fare un esempio magari? Ma ad esempio in quel caso specifico lì,
soltanto per passare nel territorio cinese, perché della merce andava in Mongolia, la Cina ha preteso dei certificati veterinari che garantissero che il formaggio usato per la produzione del nostro frico fosse del formaggio prodotto esclusivamente al 100% con latte italiano. Noi siamo in Comunità Europea, quindi i formaggi possono essere prodotti in Italia con del latte proveniente dall'Austria o dalla Germania senza nessun problema. Quindi queste difficoltà qua veramente sono ridicole, che dei cinesi possono pretendere ed esigere certe cose, insomma, quando noi dalla Cina importiamo qualsiasi cosa, pomodoro che entra in tutte le salse, in tutte le salse proprio rende l'idea. E già capire la provenienza solo guardando un vasetto oppure una lattina di pomodoro, io ci ho provato una sera, ci avrò messo come minimo 4 ore a cercare su internet tutte le sigle su questo vaso e non sono riuscito a capire da dove venisse il pomodoro. La salsa o la passata che c'era dentro. Certo. Quindi vuol dire che i cinesi ci prendono in giro, insomma, ecco in sintesi. Magari chiederei anche a Cancian della Boma, su quali mercati lei punterà nei prossimi 3-5 anni e se magari su quello cinese oppure su altri. Geograficamente punteremo, mi accodo a Savio, punteremo a Stati Uniti e Canada, quindi Nord America. Sulla Cina direi di no, in quanto sono tra i maggiori concorrenti dei nostri prodotti, per cui ne producono talmente tanti che sarà difficile e quasi impossibile entrare. Però noi punteremo soprattutto verso la cara vecchia Europa con prodotti tecnologicamente più avanzati. Noi spendiamo il 10% del valore aggiunto che creiamo in ricerca e sviluppo, quindi abbiamo un 20-30 progetti a anno che partono di nuovi prodotti, quindi seguendo nuove applicazioni, cercando di risolvere il problema specifico del cliente industriale in questo caso. E poi non dimentichiamoci, mi accodo agli ospiti precedenti che precedentemente hanno parlato, l'e-commerce per noi è una novità, perché noi fino adesso andavamo sul B2B, quindi sui distributori industriali, però stiamo realizzando una serie di prodotti per l'e-commerce e siamo riusciti ad entrare ad esempio su Amazon. Amazon.it è un portale che non ha confini, è un non-border, quindi potremmo andare a vendere in tutto il mondo. Ecco. E quindi abbiamo avuto anche l'esempio della parte digitale. L'e-commerce non ci credo molto, però nel vostro sì. Speriamo. Ecco, e poi domanderei anche a Corciulo, magari per quella che è l'esperienza dell'ICM Partners, vedendo un po' le cose a livello macro, quindi affrontando settori molto diversi e mercati anche molto diversi, vista la vostra esperienza, quali sono i mercati su cui si potrebbe fare affidamento nei prossimi 3-5 anni per le imprese? Adesso al di là poi di quella che è la specifica merceologica, certo, che ovviamente ha il suo peso, ovvio. Sicuramente torniamo sulla cara vecchia mamma Russia, dove tra l'altro con Finis abbiamo un progetto che è il Bridge to Russia, che è partito 2 anni fa, che è un progetto molto interessante. Poi Iran, India, che sarà diciamo comunque il paese dell'area asiatica che avrà i maggiori tassi di crescita nei prossimi anni, sicuramente compenserà questo abbassamento della Cina per tutto un effetto di normative di liberalizzazione in corso dentro il paese. Noi stiamo aprendo un ufficio anche in Vietnam, perché per tutto un effetto di accordi bilaterali sul scambi diciamo con Russia, America, Europa è diventato un po' un crocevia di quella parte del mondo. Africa subsahariana, ci sono molti paesi molto interessanti, in forte crescita, Sudafrica, Messico, che sta diventando un po' il polo produttivo del mondo. E il Brasile? Brasile è in forte difficoltà. Economica, politica? Politica, ne parlavamo prima, sì. C'è in essere diciamo, mani pulite brasiliane, quindi in questo momento c'è un Di Pietro brasiliano c'è un blocco, ne ha fatto le spese anche Lula i scorsi giorni. Sì. E quindi questo sicuramente ha di fatto congelato un momento il paese, che si affianca anche a un problema sulle materie prime come i grossi produttori
tra l'altro il Brasile, producendo offshore petrolio, ha dei costi di produzione e di estrazione importanti, e quindi questo insomma li penalizza da un punto di vista mercato. Quindi il Brasile in questo momento sta soffrendo, ma sicuramente è un'economia che ha dei numeri, dei grossi potenziali, e non appena anche i prezzi delle materie prime riprenderanno sicuramente si stabilizzerà, sicuramente però non ci saranno i livelli di crescita che abbiamo visto nei scorsi anni. Ecco, Rotondi, Map Group rispetto ai mercati che ha nominato Corciulo, su quali si concentrerà nei prossimi 3-5 anni? O se ha anche delle analisi oppure dei paesi che ne vengono in più o diversi, ecco, certamente. Noi siamo abituati a rispondere a questa domanda perché siamo azienda elite di borsa italiana, quindi siamo... La riflessione che facevo ascoltando i discorsi sono più d'una. Sicuramente gli Stati Uniti rappresentano uno sviluppo, così come la Corea e la grande madre Russia e la cara vecchia Europa. Il problema per noi è rappresentarci attraverso quelle filiali dove siamo presenti affinché quelle filiali divengano continentali. A me piacerebbe rispondere a questa domanda in Europa, in Asia e in America, che è un vecchio concetto già sviluppato negli anni '80 in cui si diceva che quella sarebbe stata la triade del potere del mondo. Lo è a livello di grandi speculazioni che hanno semidistrutto grandi economie, e invece non lo è a livello di mercato dei capitali, perché è ancora ostaggio di grandi speculazioni, dovrebbe diventarlo a livello di confronto competitivo fra merci. Noi siamo un mercato che è un oligopolio, ci differenziamo con la tecnologia, con la marca, col servizio, ma queste non sono le sole regole del gioco, e questo penalizza qualunque azienda voglia fare un programma almeno a 3-5 anni oggi. Chiudiamo con Finest. Riguardo a quelli che sono un po' i vostri mercati di elezione, dove vedrà secondo lei Del Savio, diciamo così, un segno più importante? No, sorridevo perché è un pezzo che... Noi come Finest abbiamo un mandato che ci vincola, è la legge che ci dice quali sono i paesi che dobbiamo operare. Abbiamo ben 44 paesi, compresi quelli bagnati dal mar Mediterraneo, sono tantissimi. Però lei si sarà fatto un'idea o farà una previsione? Voglio dire, sorrido perché all'interno ci sono paesi turbolenti, di stabilità politica. Sì, c'è la Libia, c'è l'Egitto, non li mettiamo dentro Siria, tutti, però sì, il tema è, ci muoviamo ancora nel blocco europeo, perché credo che sia... Cioè non perché abbiamo l'ufficio in Russia come Finest, ma perché la potenzialità del paese, ed è quello mi associo già a quello che diceva Roberto, che ha cominciato a ricordare anche la progettualità che abbiamo investito. Io credo che anche poi, avendo esplorato, essendo rientrato recentemente dal viaggio in Iran, cioè la potenzialità di un Iran, anche se non è nel nostro mandato come possibilità di operare in quel paese. Allora auspico che ci sia un cambiamento ovviamente della legge che ci ha istituito per darci una più flessibilità, una maggiore flessibilità operativa, e poi naturalmente punterei su questi mercati che hanno sempre in prossimità, io li chiamo di prossimità, poi se l'Iran non è di prossimità è abbastanza vicino ai nostri, perché noi stiamo parlando di imprese del Triveneto, le nostre imprese, cioè tutto quel discorso che abbiamo fatto prima, dimensionalmente di un certo tipo, che hanno la capacità di avere un raggio d'azione che non è infinito, andare in Sud America, io capisco che ci possono essere anche difficoltà logistiche per muoversi, muoviamoci con un raggio d'azione che ci consenta che in 4-5 ore di arrivare in Iran ci arrivi, per dire. Ecco, questo è il sistema, l'approccio, il ragionamento che potrei individuare. Lavorare sui nostri mercati ancora, io credo, non li molliamo questi, sono quelli che ci danno ancora la possibilità alle nostre imprese di vivere e di produrre un beneficio economico per loro e anche per noi. Insomma. Bene, adesso siamo giunti alle conclusioni di Friuli Economy per questa puntata dedicata all'internazionalizzazione delle imprese. Io volevo ovviamente ringraziare gli ospiti che abbiamo avuto, parto da Germano Cancian della BOMA, Roberto Corciulo della ICM Partners, ovviamente Mauro Del Savio della Finest e Franco Savio di Frico Friuli. Chiudiamo anche con Vito Rotondi della Map Group. Ringrazio per i contributi giornalistici Rossano Cattivello, il direttore del Friuli, per quanto fatto, e ovviamente anche APCO, e poi anche i collaboratori tecnici di regia Alessandro Galliera, Pierangelo Buttazzoni e Giancarlo Virgilio. Da questa puntata su Friuli Economy debutta anche la collaborazione col Parco Scientifico e Tecnologico
di Udine e ci siamo impegnati a mostrare il video di un'azienda, una per volta ovviamente, perché sono video comunque che hanno una durata di alcuni minuti, che raccontano un'azienda per volta che è insediata nel parco. Iniziamo con questa puntata, con la prima, con la Info Factory di Paolo Omero, e quindi adesso, dopo la sigla di Friuli Economy, appunto ci sarà questo video che racconta questa azienda, che può dare alcuni spunti anche sul tema dell'imprenditorialità, che sono molto importanti, soprattutto per favorire la nascita di nuove aziende. Quindi noi ci vediamo invece fra una settimana con la prossima puntata di Friuli Economy, che sarà tra l'altro proprio dedicata ai giovani che hanno fondato un'azienda e poi al passaggio generazionale tra imprese. Ringrazio tutti per il contributo e ci vediamo fra una settimana. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Buonasera, allora avete sentito, no? Un po', io sono Paolo di Info Factory, la società che ha citato James prima, quindi noi abbiamo lavorato sulle applicazioni bancarie, però facciamo altre cose, abbiamo lavorato anche con altre aziende. Per noi il posto giusto è il posto in cui riusciamo a collaborare. Questo è un parco scientifico e di innovazione. Sapete qual è il posto più innovativo del parco scientifico? La mensa, la macchinetta del caffè. La macchina del caffè è il posto più innovativo, perché ci si incontra e si dice: ma tu cosa stai facendo? Ma tu cosa hai bisogno? Ma io col cliente, ma io... Perché se si vuole, sapete, andare veloci si va da soli, ma se si vuole andare lontano bisogna avere un team e avere un gruppo. Oltre ad avere il team nella società, la cosa carina è avere un gruppo di società che riesce ad aggregarsi insieme e andare verso i clienti più importanti, come appunto gli Emirati. Oggi vi racconto una storia di montagna e di collaborazione. Quanti di voi vanno in montagna, giusto per curiosità? Sulle mani, sulle mani. Quanti conoscono le mappe tabacco? Sapete le mappe tabacco in montagna? Sulle mani, un po' di meno. Ecco, qui da me è venuto un giorno Sebastian, che è lui, vedete, eccolo lì, e che vi parlerà dopo, e mi dice: ma senti, ma perché non mettiamo le mappe della tabacco sul telefono, in modo tale che quando uno va in montagna, no, invece di dire: ma senti, ho superato il bivio, non l'ho superato, vede il punto col GPS e sa dove andare. Allora abbiamo detto: beh, benissimo, vediamo un attimo di ascoltare il passaparola online e quindi di vedere se ci sono opinioni dei consumatori, quindi opinioni di persone sui forum, sui newsgroup, che parlano della stessa cosa. E in effetti abbiamo visto un'opportunità, perché le buone idee molto spesso sono un po' in giro nei social media, e quindi vedete che ci c'erano persone che dicevano: le versioni cartacee della tabacco mi piacciono, spero che si aprano al mercato digitale, altri che dicevano sì? Non va più? Altri che dicevano, pensate, guardate qui, pensate che figata avere le cartine calibrate, no? sull'iPhone. Allora noi, forti di queste slide significative, siamo andati dalla tabacco e abbiamo proposto il progetto. E infatti ci è andata bene e siamo riusciti poi ad andare avanti e a costruire in collaborazione. DataMind di Sebastian ha fatto l'applicazione mobile e noi abbiamo fatto una community di escursionisti, di persone che condividono le loro storie, le loro escursioni online. In poco tempo abbiamo avuto più di 25.000 persone, nonostante lo spazio territoriale della tabacco sia piccolino, che hanno pubblicato più di 9.000, ormai sono 10.000 escursioni con la traccia GPS, con le fotografie, con la musica di sottofondo che gli altri possono vedere. Andiamo avanti, abbiamo cercato di raccontare delle storie per permettere a chi va in montagna di poter raccontare via social media o con un link la propria escursione. Quindi abbiamo preso le mappe della tabacco in 3 dimensioni, le fotografie scattate col telefono o con la reflex, con la foto normale, e i metadati, cioè un po' di dati dalle mappe, dove sei stato, che rifugio hai visto, se eri vicino a una cima o a un altro punto. E da questo abbiamo costruito, vedete, questo è un filmato, quindi abbiamo preso le mappe, l'applicazione e costruito una community in cui, se uno ci va dentro, vedete un po', può vedere le altre persone, può vedere le escursioni del suo livello, le escursioni che ha fatto lui, può fare delle ricerche, può vedere le fotografie sue e quelle di altri, e quando schiaccia play il software gli mostra dove è stato
e gli calcola il profilo altimetrico e in 3D dentro al browser gli mostra il percorso che ha fatto sincronizzato con le fotografie che ha preso. Questo ci permette di non solo celebrare la bellezza di quelle mappe in 3 dimensioni su web e dentro il telefono, ma poi ci permette di raccontare delle... no, è un filmato. Ci permette di raccontare delle storie, per cui questa è una parte del nostro team che ha deciso insieme a me che quel giorno invece di lavorare bisognava andare a provare le cose che facevamo, e quindi siamo andati in montagna e vedete riusciamo a produrre questo tipo di visualizzazioni in cui ho tutti i dati dell'escursione, le mappe 3D e le foto, e questo è stato il primo esperimento che abbiamo fatto con Demis, il ragazzo che era prima, per celebrare dei percorsi dei primi Novecento che alcuni esploratori friulani avevano fatto e che abbiamo celebrato così, visualizzato così all'interno di una mostra d'arte che si chiama Ixunt Leones. Questa invece è un'altra rappresentazione che trovate all'interno della community, in cui vedete ci sono foto, tracciati e anche delle didascalie con una musica di sottofondo che ti permettono di raccontare la tua escursione. Con i bottoni là sopra si condividono sui social media e così generiamo il passaparola, cioè il fatto che ognuno sa cosa hanno fatto gli altri, e generiamo marketing automaticamente, per cui riusciamo a crescere più del 100% l'anno con questo tipo di strategia. Purtroppo, come avrete visto sui giornali, ci sono anche questi casi, no? E quindi abbiamo pensato di fare qualcosa in proposito. La sicurezza è importantissima, molto spesso, ed è capitato anche alla moglie di un nostro amico che si è fatta 2 giorni con una gamba rotta in montagna prima di essere trovata, perché non è facile trovare, perché non c'è un segnalatore, ma abbiamo il telefono in tasca. Quindi abbiamo sviluppato un servizio sicurezza, funziona così. Voi dite nel software online: io vado in montagna, tienimi monitorato dalle ore tot di quel giorno alle ore tot di quel giorno, ok? Il software vi genera un link e voi lo mandate via mail al vostro amico, a vostra moglie, al vostro parente, a chi volete. Ogni volta che il telefono trova campo, perché in montagna non è sempre detto, prende e vi dà tutto il pezzo di percorso fino a quel punto, così sappiamo la direzione e l'ultimo punto di contatto. Almeno l'elicottero dei soccorsi, invece di andare dappertutto, va più o meno dove siete, ok? E quindi questo aiuta il soccorso, insomma, speriamo di riuscire un po' ad essere utili. Ora, avete visto un sacco di esperienze, no? Io vi ho raccontato questa cosa della montagna, avete visto le app per le banche, e allora a questo punto invece vi racconto un'esperienza personale sull'imprenditorialità. Quando vado in aula, io ho dei corsi all'università, vado in aula e dico: allora, quanti di voi vogliono fare l'imprenditore? Beh, guardate, qualsiasi storia potete raccontare, anche di successo, pochissimi alzeranno la mano, pochissimi. A informatica ne alzano un po' di più, perché c'è questa questa moda delle app e delle start-up. Se andate in ingegneria già di meno, se andate in facoltà umanistiche nessuno. Perché? Perché siamo martellati da quello che il direttore diceva prima, cioè da storie negative, continue storie negative. Hanno ucciso le start-up, non siamo un paese per start-up, la burocrazia, c'è anche la web tax che colpisce le piccole e medie imprese, e alla fine cosa succede? Troppo fisco e burocrazia e la gente va in Svizzera, no? Perché poi in Italia ogni tanto abbiamo questa moda del fatto che andare in Svizzera risolve i problemi. Se guardiamo questo osservatorio, vedete che tutte quelle informazioni negative produce questo, quindi paura di fallire. Siamo i secondi nel mondo con più paura di fallire. E chi fa l'imprenditore se hai questa paura di fallire? Guarda questo grafico qui. Cosa genera questo? Nella slide successiva, indice di imprenditorialità, eccoci là, siamo ultimi, indice di imprenditorialità bassissimo. Allora, l'idea qual è? L'idea è proprio quella di farvi capire che esistono non solo storie di successo, ma esiste tutta una filiera fatta dall'università, da una fondazione bancaria che abbiamo che finanzia più di 900 progetti l'anno, da un parco scientifico. Scusate, quanti di voi sanno che esiste un'università a Udine? Tutti. Quanti sapevano che esiste un parco scientifico? No? Vabbè, ok? 5, 6, no? Quindi la differenza è proprio questo, cioè non si sa che esistono queste strutture che poi, no, con l'università, con Tecnoseed che è un incubatore, con INFG, RSeed, un sacco di progetti che aiutano qualsiasi studente, ragazzo, neoimprenditore o anche meno giovane che ha un'idea a riuscire a portarla
a fare impresa. Quindi l'altro giorno si è alzato uno dall'aula, è venuto da me e mi ha detto: ma senta prof, ma io vorrei mettere su un'impresa, ma cosa posso fare? Guarda, dico, vai da Friuli Innovazione, ma cos'è? Guarda, no? E allora quello lì magari invece di venire da me viene a tagliarsi i capelli da voi, no? E adesso glielo dite voi, ok? Che esiste Friuli Innovazione, che esiste una filiera che lo può portare a fare impresa. Ecco perché questo è il posto giusto e quindi a voi il passaparola di questo concetto. Grazie mille. Grazie. Questo programma vi è offerto da